Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Bentornata Valentina Orizio, specialista in diritto del lavoro di MAV. Buonasera. Buonasera a voi. Questa sera parliamo della nuova disciplina in materia di mansioni. Facciamo riferimento al decreto legislativo 81/2015. Che cosa prevede, Orizio? La nuova formulazione dell'articolo relativo alla disciplina delle mansioni prevede che il lavoratore debba svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o in alternativa le mansioni di un livello superiore che abbia acquisito nel corso della sua esperienza in azienda o da ultimo che debba essere adibito alle mansioni previste dallo stesso livello e categoria contrattuale di inizio contratto. Ecco, su questa terza ipotesi ci può fare un esempio di modo che sia più comprensibile ai nostri telespettatori? Certamente, questa terza ipotesi si può verificare quando mutano gli assetti organizzativi in azienda e il datore di lavoro si trovi nella necessità di dover modificare la mansione assegnata al lavoratore, appunto in ragione dell'assetto organizzativo mutato in azienda. Ad esempio, quando vengono esternalizzate una serie di attività dell'azienda è necessario ricollocare i lavoratori che prima erano preposti a quelle attività ora demandate all'esterno. Ma quindi in caso di mutamenti organizzativi il datore di lavoro ha la facoltà di modificare le mansioni del lavoratore anche se appartengono ad un livello inferiore? Sì, può in questo caso modificarle anche se appartenenti ad un livello inferiore, ma rimane ferma comunque la categoria legale prevista dal contratto di lavoro e l'inquadramento. Questo vuol dire che non muta la retribuzione del lavoratore. Ecco, a livello pratico quindi come funziona questo aspetto? Allora, questo aspetto funziona che il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il mutamento della mansione, deve farlo necessariamente per iscritto, andando ad indicare quali sono le ragioni che hanno portato alla modifica delle mansioni inizialmente previste dal contratto e eventualmente, qualora fossero delle mansioni che prevedono una formazione diversa, adibirlo anche ad attività formativa. Ecco, ma con la modifica delle mansioni si possono anche modificare le condizioni contrattuali in modo peggiorativo rispetto allo status precedente? Sì, è possibile una modifica delle condizioni contrattuali del lavoratore, quindi una modifica del livello della categoria legale di inquadramento e quindi anche della retribuzione, soltanto previa sottoscrizione di un accordo in una delle sedi protette, quale ad esempio la direzione territoriale del lavoro, ma soprattutto in presenza di un interesse del lavoratore, che deve essere dimostrato dal datore di lavoro stesso. Un interesse del lavoratore potrebbe essere la conservazione del posto di lavoro, oppure l'acquisizione di una diversa professionalità o addirittura una conciliazione della vita lavorativa con la vita personale. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.